Unicredito è un'opportunità per le piccole e medie imprese ed offre una serie di strumenti per fronteggiare i mercati. Questo è emerso nel corso del convegno Impresa e Finanza insieme si cresce, tenutosi a Villa Cordellina Lombardi di Montecchio ed organizzato dai giovani imprenditori delle Confapi di Vicenza e Verona. Di rilievo il parterre di ospiti intervenuti, dal quale è emerso che sul fronte dei finanziamenti alternativi al tradizionale prestito bancario, le PMI venete hanno ampie possibilità di ricerca di credito. Un esempio, il private equity, che consente l'investimento da parte di terzi, anche temporaneo, nella propria azienda. Sentiamo alcuni dei protagonisti del dibattito. La conoscenza è abbastanza buona, sicuramente a una generazione di fondatori, di artisti, e sta succedendo, è succeduta una generazione che si è seduta sui banchi dell'università e anche sui banchi dei corsi post laurea, per esempio al QO di Altavilla Vicentina, quindi non manca certo la conoscenza di questi strumenti, così come non manca nella realtà la possibilità di usufruire di questi strumenti. L'importante è non tanto conoscere, non tanto poter usufruire, ma sapere il motivo per cui c'è bisogno di utilizzare di questi strumenti e dunque saper scegliere lo strumento migliore. E in questo cammino Confapi accompagna le piccole e medie imprese per essere pronte ad affrontare i mercati internazionali e nella delicata fase del passaggio generazionale. Sentiamo. Impresa e finanza, insieme si cresce, questo è il titolo del convegno di oggi. L'importanza di questo convegno, voluto estremamente da noi, gruppo giovani imprenditori di Vicenza e di Verona, è del fatto di portare all'opinione pubblica e a noi imprenditori un argomento di assoluta attualità, mettere in evidenza, cioè porre un grande risalto a nuovi strumenti finanziari che possono portare a una crescita e a uno sviluppo delle nostre imprese nel nostro territorio e soprattutto aumentare il livello di competitività a livello internazionale. O dell'intervento del private equity nelle piccole e medie imprese o nelle imprese anche strutturate può essere di aiuto a garantire la continuità dall'imprenditore senior all'imprenditore junior per affiancare il junior in un periodo di crescita, quindi di maturità nei confronti dell'impresa stessa, per poter affrontare la complessità dei mercati in maniera più serena.